la 30ª edizione del premio. Il premio è sempre dal suo inizio dedicato a letterature straniere. È un premio che appartiene al comune di Castel Goffredo. Noi come associazione lo gestiamo. Quest'anno la 30ª edizione è dedicata alle letterature del Belgio, perché presentiamo 2 libri di letteratura fiamminga e 2 libri di letteratura francofona. Ci accompagna in questa edizione la professoressa Marica Piva e il professor Franco Paris. La professoressa Piva per la letteratura francofona e il professor Paris per la letteratura fiamminga. Il vincitore sarà premiato a novembre. Oggi c'è solo lo spoglio dei voti, poi prenderemo contatti con lo scrittore o la scrittrice, perché sono 2 uomini e 2 donne, e verranno invitati qui a novembre. I libri sono stati scelti per la parte francofona dalla sottoscritta Marica Piva, e mi occupo di letteratura francese evidentemente, e le autrici, sono 2 donne in realtà scelte, sono Amélie Nothomb, ben nota, e invece Dieudonné, che è un'autrice molto giovane, meno nota, mentre per la parte olandese o nederlandofona, che dir si voglia, l'esperto è il professor Franco Paris, che oggi purtroppo non può essere qui, e che ha scelto invece 2 autori uomini che sono Lanois e Terrine. I romanzi si collocano 2 in Belgio, quelli di Lanois e di Amélie Nothomb, mentre gli altri 2 romanzi sono in parte tra Montecarlo, come dice il titolo stesso, e l'Inghilterra, e l'altro, quello di Dieudonné, in una sorta di zona non chiara, un non luogo, che parla del passaggio però dall'infanzia all'adolescenza, quindi in un modo assolutamente trasversale. Voci in parte alla prima persona, in parte alla terza, stili molto diversi che danno appunto un'ottica sia della voce molto specifica della letteratura belga, sia appunto di un'apertura a quella che è la letteratura contemporanea e quindi assolutamente ormai universale. 17 voti. La vita vera 41 voti. Il terzo matrimonio 29 voti. Monte Carlo 16 voti. Vincitore quest'anno del premio Acerbi ci sono tutti la vita vera. Sono personalmente ovviamente molto felice che abbia vinto questa attrice, che è la più giovane tra i 4 contendenti, quindi anche un segno di apertura verso il futuro. Quest'anno riprendiamo anche con i nostri viaggi all'estero e abbiamo organizzato un viaggio in Belgio per i primi di settembre, dal 4 settembre all'8 settembre, in cui incontreremo l'Istituto di Cultura Italiano a Bruxelles, e i quali ci organizzano una serata invitando anche professori belgi e eventualmente anche gli scrittori.